I collegamenti fognari non si possono disattivare. Significherebbe rendere inagibili le abitazioni, creando una situazione allarmante per la salute dei cittadini. Ebbene, forte di questo principio, il CGA ha intimato lo stop a Girgenti Acque dopo il ricorso presentato dal sindaco di Grotte Paolo Fantauzzo. Praticamente il CGA, con l'ordinanza emessa nei giorni scorsi riguardo proprio il comune di Grotte, ha fatto prevalere l'interesse pubblico. Un caso analogo si era registrato a Montevago con il sindaco Margherita La Rocca, costretta ad intraprendere le vie legali a tutela dei propri cittadini. Oggi, presso la sede dell'ATI di Agrigento, Paolo Fantauzzo e Margherita Ruvolo hanno incontrato i giornalisti per affrontare la delicata questione e sottolineare l'importanza che assume la risposta del CGA per quanto riguarda in primo luogo la tutela dei cittadini più deboli. Sindaco, una risposta che soddisfa appieno, ma che lascia comunque aperta la questione, visto che si parla di un'ordinanza e non di una sentenza definitiva. Sì, si parla di un'ordinanza, però il fatto stesso che il CGA ha rigettato l'impugnativa della sospensiva della decisione del TAR è già un fatto importante. Nella sentenza l'ordinanza chiude dicendo di acclarare, è un termine che vuol dire che la veridicità dei fatti vorranno vedere i giudici amministrativi constatare i fatti sulle cose che ho scritto sull'ordinanza. Una battaglia di civiltà legittima, difesa dei cittadini, soprattutto dei più deboli, ma lei si è ritrovato quasi da solo. Sì, purtroppo devo dire che molti miei colleghi sono stati timidi in questa iniziativa. L'ho intrapresa perché io ci ho creduto sin dal primo momento, sono stato aiutato in questo senso e collaborato dai miei collaboratori, da tutta la giunta, il mio staff tecnico. Ho trovato poi un avvocato che è l'avvocato Gigi Rubino, che ha sposato quella che era la mia causa dicendo che avevo ragione. Lei da sindaco ha avuto un caso simile al comune di Grotte e ha proceduto con l'ordinanza, però ha avuto un richiamo, diceva in conferenza, della prefettura. Sì, perché la prefettura sottolineava il fatto che io avessi usato nella mia ordinanza l'articolo 54 del TUL, che non potevo in quanto dovevo raccordarmi con loro e quindi come mi stavo esprimendo come organo di governo, forse non lo ero, non lo so. Abbiamo chiarito questo fatto, io ho modificato l'ordinanza, ho lasciato l'articolo 50, forte in qualche maniera di quella che poteva essere poi la risposta del CGA, perché quando nel mio comune si è verificato un caso analogo a Grotte, già la sentenza del TAR, la sospensiva del TAR c'era stata, quindi confidavo molto nella risposta del CGA. Oggi sono qui proprio come dire, a esternare solidarietà intanto al collega che ha avuto il coraggio di andare avanti e di legalmente intraprendere un'azione, e soprattutto una testimonianza per dire che il distacco della rete fognaria è una cosa seria. Decidere il distacco di una fognatura, forse si interviene senza comprendere bene il problema, il grave problema. Ma certamente c'è un problema di ordine di civiltà, in quanto non mi risulta che in Italia ci sia gestore che pratichi praticamente il distacco fognario. Questo è avvenuto solo qua. Noi abbiamo sempre ribadito come Intercopa che non ritenevamo che fosse praticamente una cosa che si potesse fare. E gli strumenti o meglio, la giustizia amministrativa sta dando ragione a quei pochi sindaci coraggiosi che hanno avuto praticamente il coraggio di emettere una ordinanza contro il distacco appunto fognario.